Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle sigle interattive e gratuite del vostro Marietto veneziano. Ci siamo svegliati un po' tutti con queste notizie di guerre, dell'attacco della Russia all'Europa tramite l'Ucraina, insomma un'invasione in grande stile, ci sono già parecchi morti, la gente incomincia a rendersi conto che la situazione non è facile, no? E anche qui di conseguenza le ripercussioni si sentiranno fra qualche settimana, cioè praticamente le materie prime alle stelle, morti, feriti e sicuramente purtroppo, anche in Italia, dovrà in un certo senso aiutare l'Ucraina, in qualsiasi modo, o sottobanco o soprabanco, e quindi la situazione è impegnativa. E noi siamo qui per rispondere alle vostre domande delle sibille. Vi ricordo, per chi vuole fare una domanda, nome, data di nascita e poi una domanda ricca di particolari. Mi raccomando, chi ha già fatto delle domande precedentemente, non le faccia, lascia spazio ad altri, eh. Comunque partiamo un po', con il ricordarvi per i nuovi che noi abbiamo 2 gruppi, su Face, il The Garment Veneziano, abbiamo il gruppo dei casti sacerdotali e il gruppo, Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, dove appunto in questo momento stiamo trasmettendo tramite questo canale, e poi abbiamo altri 2 canali su YouTube, il canale di The Gar e il canale del Marietto Veneziano. Detto questo, continuiamo col dirvi che abbiamo un sito, il sito del Capitano, dove è meglio che chi non lo conosca lo faccia conoscere, perché in questo sito dal 2015, proprio in previsione di questa guerra che è imminente, il Marietto aveva messo i circuiti difensivi per l'Italia dentro degli ebook, quindi per le persone che di buona volontà, per i patrioti, è meglio che vadino a scaricarseli e a donarli con un bel copia e incolla ad altre persone che magari non li hanno mai attivati. In più ho fatto altri 20 ebook circa, e si è aggiunto anche il The Garden in questo lavoro, e abbiamo donato all'umanità 175.000 ebook, ne hanno già scaricati così tanti, e di questi 175.000 possiamo dire tranquillamente che di questi 175.000 possiamo dire che più o meno 2 milioni e mezzo di circuiti il Marietto li ha donati all'umanità, di cui appunto una grande fetta era indirizzata a questi periodi importanti, questi periodi che non lasciano scampo a fantasia, e dovete capire che la situazione non è di quelle semplici. Cercate di mettere a fuoco quello che dice il Marietto, perché qui il gioco incomincia a farsi caldo, molto caldo. Quindi, detto questo, andiamo avanti con le altre cose che, scusate, le altre offerte, l'altra offerta che possiamo dare appunto per questo periodo, sono il ciondolo di protezione. Questo ciondolo è molto importante per il semplice fatto che dà la possibilità di difendersi a livello vibrazionale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono 8 protezioni radioniche, fra cui anche la protezione di Giove, può essere programmato, il prezzo è di 150 euro più 10 euro di spedizione, per il momento è così. Poi dipende se appunto, come ho visto stamattina, il petrolio salirà, allora cambieranno le cose. In più abbiamo anche i vari sigilli, soprattutto quello di Marte. In questo momento molto importante è poterselo acquistare, costa 150 euro più 10 euro di spedizioni. E in più vari riti operativi per chi vuole, ad esempio se ha un'attività da difendere o una casa o un terreno o degli averi, ecco è buono anche che pensi in questo periodo a attivare dei riti propiziatori per fare in modo che appunto, come si suol dire, l'avanzata dei russi non tocchino le proprie zone, le proprie proprietà.
In più al martedì abbiamo le pulizie radioniche, per chi si è vaccinato, sierate in altre parole, quelle che si sono messi queste siere, chiaramente fra qualche tempo avranno scusate? Non avranno problemi, eh. Quindi per chi vuole, appoggiarsi al Maretto Veneziano e il The Garda, noi siamo sempre disponibili. Al venerdì invece facciamo le pulizie generali, pulizie di base costan 100 €, poi invece gli aggiornamenti o quelli mensili di continuità costano 20 €. E in più sapete il numero di telefono della nostra delegata per un consulto, 20 € 45 minuti, e alla mattina quasi sempre c'è il vostro Marietto qui con voi. Bene, vediamo se c'è qualcuno di nuovo. Vi ricordo che se sono domande vecchie, non rispondo per il semplice fatto che non si può rifare delle domande alle sibille se non dopo 4 o 5 mesi. Bisogna lasciare il tempo che le domande vengono in un certo senso evase, perché le sibille lavorano nell'arco di 6 mesi. Quindi se si fa una domanda bisogna lasciare che scorra questo tempo, altrimenti si dice che le sibille si ubriachino. Vedo qualche amico che saluta. Ciao Maurizio, grazie di essere con noi, e vediamo se c'è qualche domandina intanto. Federica, ma ti avevamo già risposto, vedo che c'è la Federica che fa una domanda, però Federica, ti abbiamo già risposto, capisci? Quindi non ci sono domande nuove, quindi il vostro marietto in questo momento non può rispondere, perché Fede ti abbiamo già risposto per il tuo caso, no? Tempo fa, e non è che le cose cambino. Se si risponde questa volta potrebbero essere anche diversi, ma fa testo sempre la prima risposta. Cioè abbiamo già spiegato altre volte che se si pesca sempre nel stesso lago, si attireranno sempre gli stessi pesci. Sarebbe una bugia dire altre cose. Anche se le sibille dovessero dirle in un altro modo, non funziona così. Poi vediamo un amico di Face. Allora, questo amico di Face non mette, ti devi iscrivere alla piattaforma StreamYard, comunque ne abbiamo già parlato nel 2015. Io non so chi è questo amico di Face, comunque ne abbiamo già parlato nel 2015 e il Marietto ha fatto tantissime pillole su questo riguardo, su questa domanda. Quindi è chiaro che siamo entrati nella terza guerra mondiale, e se hai tempo vai a vedere nel canale Marietto Veneziano che dal 2015 spiegavo che sarebbero arrivati a questi momenti. Bene cari amici, concludo perché non vedo che ci sono domande nuove. Vi ringrazio di avermi tenuto compagnia e mi raccomando seguite sempre il canale Marietto Veneziano e quello di The Garden. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.